Situazione drammatica al San Giovanni di Dio. 3 vittime nelle ultime ore e la prima vittima a Cammarata. In ospedale il caldo aggrava la situazione. Manca, secondo il ministro, un giusto coordinamento contro gli incendi. A Palermo vietati i falò, ad Agrigento ancora nessuna notizia. Intervista a Gero Drago, presidente AIA di Agrigento. Benvenuti su TVA Notizie. Oggi nel nostro telegiornale un'ampia pagina è dedicata al Covid con notizie e interviste. Apriamo con una notizia giunta da poco. SOS dal reparto Covid del San Giovanni di Dio di Agrigento, dove, non essendo possibile utilizzare i condizionatori, il caldo afoso rischia di creare situazioni drammatiche. Il problema si potrebbe risolvere con dei ventilatori. Probabilmente in questo senso si interverrà dopo che questa mattina della questione è stato interessato il commissario dell'ASP. Certo non si attribuiscono colpe a nessuno se non alle temperature infernali che al reparto Covid diventano assolutamente insopportabili. Intanto nelle ultime ore il Covid ha fatto 3 vittime. Si tratta di pazienti ricoverati proprio al San Giovanni di Dio. E dall'Ordine dei Medici di Agrigento l'appello a vaccinarsi per evitare un'altra emergenza. Arturo Cantella. Un grido di allarme viene lanciato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, dottor Santo Pitruzzella, con un invito alla prudenza, visto che la situazione è veramente preoccupante. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, sulla scorta dell'invito della vaccinazione lanciato dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, lancia ancora una volta un accorato appello agli agrigentini, sollecitandoli a osservare rigorosamente le norme anticontagio e a sottoporsi alla vaccinazione in un periodo davvero preoccupante in cui aumentano la pressione sul sistema ospedaliero e il numero dei deceduti. Un appello forte, afferma il presidente dell'Ordine Pitruzzella, che parte dai dati del sistema ospedaliero nella nostra provincia. Il Covid Hospital di Ribera registra il tutto esaurito. L'ASP ha riaperto la medicina Covid a San Giovanni di Dio, dove i pazienti purtroppo aumentano di giorno in giorno. I ricoverati, anche quelli in terapia intensiva, non sono vaccinati. La situazione è davvero preoccupante. Recentemente ho invitato anche i concittadini, afferma Pitruzzella, a usare la mascherina all'aperto, nonostante l'istituzione della zona bianca, perché ormai l'assembramento è quasi la regola, il rischio è concreto e di tornare in zona gialla già nei prossimi giorni. Rinnovo, afferma il presidente dell'Ordine Santo Pitruzzella, l'invito alla vaccinazione, ricordando che l'ASP ha istituito vari punti di vaccinazione in diversi comuni ed è ancora possibile accedere ai centri vaccinali senza alcuna prenotazione. Mi rivolgo, continua Pitruzzella, soprattutto agli over 50, perché in Sicilia siamo gli ultimi in percentuale di vaccinati, e ai soggetti in particolare compresi tra i 12 e i 19 anni. Vaccinarsi, conclude Pitruzzella, è importante perché la variante Delta colpisce principalmente i giovani tra i 12 e i 30 anni, ha una trasmissibilità maggiore rispetto alle altre varianti. Nell'augurare un buon Ferragosto, il presidente dell'Ordine rinnova quindi ancora una volta l'invito alla prudenza e alla vaccinazione. A partire dal 16 agosto i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione. Lo scrive alle regioni il commissario per l'emergenza Figliuolo. Per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di vaccini Pfizer o Moderna. Ancora casi Covid in provincia di Agrigento, dove la situazione si fa più pesante. Ieri si è registrata la prima vittima a Cammarata, è un uomo di 80 anni che porta a 272 il numero dei morti per la pandemia in provincia di Agrigento. E restiamo ancora in tema di vaccinazioni. A Realmonte c'è la risposta dei cittadini. Vediamo.
È ripresa intensamente l'attività di vaccinazione della popolazione a Realmonte, iniziata lo scorso mese presso la scuola Garibaldi, sede del punto vaccinale. Numerosi cittadini che per l'occasione si sono presentati sia per la inoculazione della seconda dose che per la prima. Le attività sono state coordinate dal responsabile comunale della protezione civile Vincenzo Cottone e da numerosi volontari. Una grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Sabrina Lattuca per la capillare adesione della popolazione realmontina a vaccinarsi, invitando tutti i cittadini a presentarsi al fine di proteggere l'intera comunità, debellare il Covid-19 che ha strappato alla vita tanti cittadini della comunità realmontina e non solo. Oggi pomeriggio a Realmonte abbiamo ripreso le attività di vaccinazione della popolazione. Oggi è una prosecuzione in parte della seduta che si è svolta il giorno 6 di luglio. Oggi ci sono le seconde dosi e altre prime dosi per un totale di 135 persone che vengono oggi sottoposte praticamente a vaccinazione. Praticamente abbiamo avuto un grosso riscontro, un grosso incremento in questa seconda seduta. Ovviamente la cosa ci conforta molto e ci sprona ovviamente a incrementare questa attività. Siamo presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte per la seconda somministrazione del vaccino, la seconda dose. In più abbiamo preso le adesioni per la vaccinazione ex novo di tanti cittadini realmontini. Cosa dire? Lo abbiamo detto più volte, bisogna vaccinarsi perché solo la scienza e la medicina può garantire che questo maledetto virus non porti al decesso. Purtroppo Realmonte è una comunità piccola e abbiamo già avuto 3 soggetti che sono deceduti a causa del Covid, o per le conseguenze del Covid dopo essere guariti, o come è successo per una nostra concittadina morire a seguito del Covid in ospedale. Io l'ho detto già in precedenza, rispettiamo le norme, rispettiamo le regole, vacciniamoci in modo che si possa uscire tutti insieme da questo terribile tunnel e buttarci alle spalle questa terribile pandemia. Ascoltiamo adesso il professor Antonio Cascio del Policlinico di Palermo sulla campagna vaccinale. Il numero dei ricoveri pian piano cresce, non sono grandi numeri, però considerando la lunghezza del ricovero per Covid, di fatto a poco ci si ritroverà con i reparti pieni. Si tratta fondamentalmente di persone non vaccinate o persone che hanno fatto una sola dose di vaccino. Io sono favorevolissimo al Green Pass, anche se è perfettibile. Sono anche favorevole all'obbligatorietà, ma capisco che non è facile rendere obbligatorio qualcosa, però io proporrei di far pagare le spese dell'ospedalizzazione a coloro i quali il vaccino è stato offerto e quando queste persone hanno rifiutato di vaccinarsi e non c'erano reali controindicazioni mediche alla vaccinazione, e allora, qualora queste persone si ammalino, ritengo corretto che queste persone paghino il loro ricovero. E cambiamo argomento. Rotonde stradali create e abbandonate con gravi rischi per la circolazione. Da quando è stata inaugurata la nuova statale 640 a 4 corsie, l'ANAS si è scordata della manutenzione delle rotatorie, praticamente create e abbandonate a se stesse dopo l'inaugurazione in pompa magna della strada con la presenza delle massime autorità. Siamo in territorio di Racalmuto, all'impocco della strada intercomunale per Castrofilippo. Le immagini si commentano da sole. Naturalmente circolare da queste parti è un rischio per gli automobilisti, la cui visuale è nascosta dalle sterpaglie e dalle erbacce. Una vergogna, insomma, lasciare la rotatoria in condizioni di assoluta precarietà.
Ribadiamo che non è soltanto una questione di decoro, ma esiste un pericolo reale per quanti giungono dalla 640 e sono diretti a Castrofilippo e per chi percorre la strada in direzione opposta. L'augurio è che l'ANAS possa ricordarsene e intervenire di conseguenza. Staremo a vedere. L'imbecille di turno è tornato a colpire al Viale delle Dune di San Leone, distruggendo l'ennesimo vaso in ceramica, lasciando la sua impronta di deficiente. Ci si augura che individui del genere possano finalmente essere smascherati dalla videosorveglianza. Per il ministro Patuanelli, giunto in Sicilia, sugli incendi manca il coordinamento, come dire che c'è l'incapacità a gestire l'emergenza. Innanzitutto ringrazio il Presidente Sindaco Luca Orlando per l'organizzazione di questo momento di confronto con tanti sindaci. Ieri abbiamo visto la Sardegna, oggi la Sicilia, la Calabria sta andando a fuoco, così come altre zone non soltanto del nostro paese ma anche di altri paesi europei. Il tema degli incendi è un tema che ormai è un'emergenza che non può più deve trovare una risposta immediate e vanno trovate innanzitutto con i ristori che dobbiamo dare a chi oggi ha perso tutto, con le difficoltà che ci sono, perché come è noto la 353 del 2000 giustamente impone delle dinamiche per i ristori molto precise. Abbiamo alcune idee che stiamo sviluppando in queste ore per da un lato garantire il rispetto di quella norma e dall'altro però dare ossigeno a chi veramente ha perso il proprio raccolto, il proprio bestiame, la propria attività. Ma credo che il tema vero sia come prevenire ciò che stiamo vedendo oggi. Noi dobbiamo tornare ad incentivare il ruolo dell'agricoltore come custode del territorio. L'agricoltore è il primo che può custodire il terreno su cui coltiva. Oggi le dinamiche di incentivo sono sempre rispetto alla parte produttiva, quindi le parti improduttive sono un costo e non un incentivo. Dobbiamo invertire questa tendenza. Io se in qualche mese da ministro sono responsabile dell'abbandono dell'agricoltura siciliana mi scuso, ma non penso sia così. Peraltro come è noto abbiamo incrementato di oltre 100 milioni il FESR, quindi le dotazioni economiche per i piani di sviluppo regionale proprio per sostenere l'agricoltura siciliana. Mi dispiace sentire le parole del Presidente, avrebbe anzi potuto essere un pochino più accogliente, perché assieme le cose le risolviamo, con le contrapposizioni come questa non vedo dove si possa arrivare. Io penso che sia abbastanza vero, c'è bisogno di maggior coordinamento anche tra i soggetti coinvolti nella gestione degli incendi. L'incendio deve essere affrontato nel bosco, quindi attraverso in Sicilia il corpo forestale regionale, attraverso ciò che è stato traslato ai carabinieri del corpo forestale nazionale, perché altrimenti diventa incendio di interfaccia ed è molto più difficile da gestire attraverso i pompieri, quindi i vigili del fuoco. Credo che sia evidente che non manca personale, mancano forse dei mezzi, manca un maggior coordinamento e forse i piani regionali non sono sempre aggiornati e attuati. Il Ministero dell'Economia e Finanza che sta lavorando, c'è la Vice Ministra Castelli che sta da tempo pensando a elementi strutturali di sostegno ai comuni. Credo che sia necessario, visto non soltanto il tema degli incendi, ma il protrarsi anche della pandemia, la durata della crisi pandemica e l'incidenza che questo ha avuto sui bilanci dei comuni, arrivare a soluzioni strutturali però non soltanto di mere proroghe della presentazione dei bilanci o quant'altro. Credo che sia giunto il momento di affrontare con serietà, attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Interni, ANCI ovviamente, tutte quelle misure che possono dare maggior respiro ai comuni. I sindaci sono i primi, hanno il ruolo istituzionale più vicino ai cittadini, spesso hanno competenze ma non hanno strumenti per poi poter garantire l'esercizio di quelle competenze. E veniamo alla festività di Ferragosto. A Ferragosto non ci saranno falò e feste.
il sindaco di Palermo Orlando ha firmato un'ordinanza che vieta la notte di Ferragosto manifestazioni sulla spiaggia, ma per quanto riguarda Agrigento, per quanto ci riguarda da vicino, invece ancora nessuna notizia su come gestire appunto la notte di Ferragosto al Lido di San Leone. Denunce e sequestro di beni nel Messinese per frode ai danni dell'Unione Europea e della Regione Siciliana. Una strutturata frode ai danni del bilancio dell'Unione Europea e della Regione Siciliana è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel Messinese. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale, nonché al sequestro di 180.000 euro, nonché un impianto fotovoltaico del valore di oltre 230.000 euro. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina e diretta dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzodigotto, nella persona del procuratore capo dottor Emanuele Crescenti. Nel dettaglio, le Fiamme Gialle della Tenenza di Patti, coordinate dal sostituto procuratore Emanuela Scali, hanno scoperto una presunta frode internazionale finalizzata a indebitamente intercettare contributi pubblici, comunitari e regionali nell'ambito del programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013 in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio di Montalbano e Licona. In tale ambito sono emerse presunte responsabilità penali nei confronti di 3 soggetti, un imprenditore e un ingegnere messinesi e un'imprenditrice catanese, quest'ultima dimorante ad Enna. I 3 sono indagati a vario titolo per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Più in particolare, anche all'esito di perquisizioni locali e complesse analisi documentali e bancarie, emergeva come un ingegnere messinese gestisse di fatto, attraverso un trust amministrato da una società fiduciaria, una società maltese, secondo ipotesi investigativa esistente solo cartolarmente, in quanto del tutto priva di personale dipendente e di una reale struttura operativa, e come tale schermo giuridico estero fosse stato utilizzato per consentire a un imprenditore messinese operante nella coltivazione di frutti oleosi non solo l'evasione delle imposte, ma soprattutto di beneficiare di un contributo AGEA per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I finanzieri avrebbero accertato fatture fittizie per oltre 130.000 euro, asseritamente per l'acquisto di materiali e prestazioni d'opera. Le indagini documentali, integrate da ulteriore attività istruttoria, consentivano di attribuire analogo comportamento anche all'imprenditrice catanese, la quale, secondo l'accusa, con le medesime finalità, emetteva nei confronti dell'imprenditore messinese fatture in tutto o in parte false per oltre 70.000 euro per la compravendita di 2 mezzi agricoli. In altri termini, la fittizia documentazione così prodotta veniva annotata nel computo metrico allegato alla domanda per l'ottenimento del pagamento del contributo presentata dall'imprenditore all'assessorato regionale all'agricoltura della Regione Sicilia, inducendo pertanto in errore i relativi funzionari e così ottenendo l'ingiusto profitto, peraltro corrisposto, di circa 180.000 euro sui 237.000 euro di spesa ammessa. Seppure in una fase cautelare, gli elementi indiziari raccolti dalle Fiamme Gialle pattesi e condivisi dalla Procura di Barcellona Pozzodigotto sono stati adeguatamente vagliati dal competente giudice del Tribunale di Barcellona, che all'esito ha applicato all'imprenditore la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale di ingegnere e l'attività imprenditoriale per un periodo di 12 mesi. Con il medesimo provvedimento, su richiesta della Procura di Barcellona Pozzodigotto, ha disposto anche il sequestro finalizzato alla confisca dei circa 180.000 euro. Sempre i finanzieri della Tenenza di Patti hanno anche sottoposto a sequestro, con separato provvedimento del giudice del Tribunale e su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzodigotto, l'impianto fotovoltaico con annesso biotrituratore del valore di stima pari a oltre 230.000 euro. Sullo sbarco fantasma dei giorni scorsi a Borgo Bonsignore interviene oggi Mare Amico. Vediamo. Tornano a riprendere gli sbarchi fantasma nella nostra costa. La segnalazione ci arriva dall'associazione Mare Amico di Agrigento, che afferma come ieri un nuovo sbarco fantasma è avvenuto. Un numero imprecisato di migranti è arrivato in spiaggia e si è dispersa nelle campagne di Borgo Bonsignore, nei pressi di Ribera. La barca, invece di essere rimorchiata in un porto sicuro, è rimasta in spiaggia con tutto il suo carico inquinante, rappresentato da quintali di reti, decine di litri di gasolio e tanto olio motore.
La Guardia di Finanza e la Procura di Sciacca l'hanno posta intanto sotto sequestro, ma se non viene subito spostata da lì farà la stessa fine, afferma Mariamico, di decine di altre carrette del mare e inquinerà in maniera irreversibile quest'angolo di paradiso. Mariamico e Mare Vivo hanno acquisito la disponibilità da parte di Castalia di trainare la barca nel più vicino porto per essere messa in sicurezza, ma per fare ciò è necessario che la Procura di Sciacca la dissequestri e dia le necessarie autorizzazioni. Ricordiamo che diversi sono stati gli sbarchi fantasma avvenuti nella nostra costa, come quello del 5 agosto 2019, allorquando una quarantina di migranti arrivarono da un barcone sulla spiaggia di Punta Bianca, provenienti da Monastir in Tunisia. L'arrivo sorprese allora i bagnanti del luogo che, mentre si facevano il bagno, hanno assistito un po' preoccupati alla loro venuta. Incamminandosi tra le strade tra Agrigento e Palma di Montechiaro fecero scomparire le loro tracce. Altro caso analogo, ma con spiaggia di destinazione su Ribera, fu quella del 10 giugno 2019, dove un'imbarcazione di 10 metri circa arrivò a Piana Grande. Erano circa una ventina i migranti che sbarcarono. Tra gli arrivi è stata interessata anche la spiaggia di San Leone, dove un barchino il 29 agosto del 2020 approdò nei pressi dell'Holiday Park. In quel caso i migranti andarono via immediatamente senza lasciare tracce della loro presenza. 3 naufraghi sono stati salvati ieri dalla Guardia Costiera di Sant'Agata Militello. Nel primo pomeriggio un segnalante comunicava alla sala operativa l'assenza di contatti telefonici da circa 5 ore con 3 propri cari tra i 55 ed i 57 anni, i quali erano usciti in mare nelle prime ore del giorno con un piccolo natante per un momento ricreativo nelle acque antistanti il lungomare di Acquedolci. Lo stesso segnalante riferiva di scorgere in lontananza un'imbarcazione verosimilmente capovolta. Veniva pertanto disposto l'invio in zona di una pattuglia via terra e della motovedetta con a bordo il soccorritore marittimo per verificare le informazioni fornite. Dopo pochi minuti veniva rinvenuto il mezzo nautico a circa 1 miglio dalla costa, effettivamente capovolto, con ad essa aggrappati 3 naufraghi da circa 1 ora, che cominciavano ad accusare primi crampi. Dopo aver lanciato i giubbotti di salvataggio, il soccorritore marittimo recuperava in sicurezza uno ad uno i malcapitati, affiancandoli in sicurezza all'equipaggio di bordo. Dopo aver rimesso in linea di galleggiamento il mezzo ed aver accertato l'assenza di inquinamento marino, la motovedetta affidava in sicurezza dapprima il mezzo nautico ad alcuni conoscenti dei naufraghi sull'antistante lungomare di Acquedolci, dirigendo successivamente al porto di Sant'Agata Militello, ove in banchina vi era un'ambulanza ed il personale sanitario del 118, precedentemente allertato, che ha constatato un generale buono stato di salute dei malcapitati. Nei giorni scorsi invece, con il supporto degli uffici locali marittimi di Capodorlando e di Santo Stefano di Camastra, è stata condotta un'attività di contrasto all'abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo, che ha consentito di liberare complessivamente oltre 600 metri quadrati di spiaggia a Capodorlando ed a Castel di Tusa. È stato possibile porre sotto sequestro oltre 220 arredi, tra ombrelloni e lettini da mare, artificiosamente e indiscriminatamente lasciati sugli arenili nel corso delle ore notturne da alcuni bagnanti per accaparrarne le prime file. Domani sera al Giardino della Colimpetra, nell'ambito del tramonto con vista sui templi, verranno presentati 2 libri. Il primo del docente Giuseppe Barbera, che ha curato il recupero del Giardino della Colimpetra. Italia Green invece è il titolo del libro di Marco Frittella, il noto giornalista del TG1. A curare la presentazione dei libri sarà il giornalista agrigentino Stelio Zaccaria. E adesso pausa per la pubblicità. A tra poco. Ascoltiamo adesso per lo sport un'intervista a Gero Drago, presidente della sezione AIA di Agrigento. Presidente, si registra una svolta epocale in seno all'AIA di Agrigento, c'è anche adesso la figura di una donna.
Sì, dopo 70 anni, quest'anno ricordiamo che l'Associazione Italiana Arbitri, la sezione di Agrigento, compie 70 anni, quindi per il nostro 70° mi sembrava era la migliore occasione per proprio dare una svolta storica con un messaggio importante da lanciare. E abbiamo deciso di inserire una nostra collega, Ilaria Butera, all'interno del consiglio direttivo speciale della sezione. Ricordo che il consiglio direttivo sezionale è praticamente la classe dirigente che poi detta le linee amministrative, tecniche e associative. Abbiamo fatto questa scelta appunto per seguire anche quello che è in questo momento il modus operandi dell'AIA a livello nazionale, dove tantissime donne stanno ricoprendo incarichi importanti. Abbiamo avuto l'anno scorso l'esordio in Serie B di una nostra collega, Maria Marotta, e per la prima volta nella storia il nostro CRA Sicilia, cioè il Comitato Regionale Arbitri, vedrà come presidente Cristina Anastasi, che è una donna. Ecco, tutti questi passaggi a livello nazionale e regionale mi hanno convinto che anche Agrigento meritava una svolta da questo punto di vista, e quindi non in maniera azzardata ma consapevole ho deciso di nominare una collega giovane ma con grandi capacità, perché è una ragazza che studia, una brava ragazza arbitro, è una persona sapiente, e quindi abbiamo voluto dare questa grande responsabilità a una nostra collega. Quale contributo può dare, Presidente? Ma io sono sempre dell'idea che le donne hanno una marcia in più, quindi il solo fatto di avere all'interno del nostro consiglio direttivo una donna che ascolti e ci possa dare i suoi consigli, sono certo che darà un quid in più alla nostra associazione e alla nostra sezione in particolare. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.